Adesso come vi abbiamo detto prima cerchiamo di fare un giretto 30 minuti, 15 euro gli adulti, 9 i bambini. Ragazzi, si fa il giro di Bruges con queste barchette, questo volevamo farlo, era un'idea che avevo da 5 anni e poi va bene farlo adesso perché tanto le piazze, le vie sono strapiene di gente, devi litigare per camminare, è impossibile. Ci siamo, Rita? Siamo. Ci stiamo? Sì che ci stiamo. Vado? Sì. Si parte, 30 minuti. Et voilà, bonjour, bienvenue à Bruges, bienvenue à bord. Trattieni il So, good respiro. afternoon, guys. Welcome in Bruges, welcome aboard. Processione terminata, giro in gondola terminato, giro in gondola terminato. Più bella Venezia. Adesso si rientra al camper, ragazzi, stanno sfollando, c'è un casino ovunque. Ci siamo, ragazzi, siamo di nuovo al camper, togliamo tutto e proseguiamo, il viaggio continua. C'è caldissimo, sì, c'è davvero caldissimo. Andiamo via. Adesso dobbiamo sperare che non mi faccia pagare anche il secondo giorno, che ne so, magari devi uscire dopo mezzogiorno, noi stiamo uscendo alle 6 di sera, non stiamo facendo la notte, però magari mi fa pagare il secondo giorno. E quindi 60 euro per aver dormito una notte, vediamo. Finalmente una collaboratrice come si deve.
all'interno del campo. Io vado a pagare il biglietto, ok? Ok. Vediamo, vediamo se siamo fortunati. €60 una notte. 60 euro una notte, assurdo, ragazzi. Forse è il parcheggio più caro nella storia del nostro viaggio. Perché era 30 in effetti. Comunque andiamo via e andiamo verso Gand. Andiamo verso Gand. 30 minuti, 36 km. Bruges bellissima. Riforniamo a €1,65. La Rita fa il letto, io e Dado andiamo a correre. Già fatto, finito. Io e Dado andiamo a correre. Dopo aver visitato Bruges non ci arrendiamo, si va a correre. Mezz'ora. Bravi. Mezz'ora, andiamo. Si parte, ragazzi, 30 minuti non ce li toglie nessuno, non sappiamo neanche dove siamo, ma sappiamo che abbiamo voglia di muoverci. Beh, alla fine un posto carino per correre l'abbiamo trovato. Vecchietto, però a Dado lo mollo sempre, arranca, non ce la fa a starmi dietro. Ragazzi, questo è quanto? 30 minuti di corsa. Questo è il parcheggio, un palazzetto dello sport, e hanno messo due parcheggi, però non c'è acqua, non c'è nulla, possiamo scaricare, però l'acqua l'ho fatta, avete visto, prima di lasciare l'area sosta di Bruges. Pagata l'acqua, l'ho pagata €60 una notte, un po' di acqua me la potevo caricare, me la sono meritata. Sai che ho visto. Dobbiamo stare più attenti, perché col discorso della scuola di Davide è un problema, perché lui di mattina con lui non ci possiamo spostare perché ha la scuola, e quindi questa volta ci ha fregato. Ma la prossima volta, se scopro, se leggo che c'è un parcheggio così a €30, arrivo subito dopo la scuola, esco immediatamente, visito la città, l'indomani mattina entro, mezzogiorno, le 10, vado via. E invece non ce l'abbiamo fatta, ho dovuto pagare la seconda giornata. Vabbè, tutto esperienza, ragazzi. Sai che ho visto quando mi hai filmato, io ero indietro. Mi hai filmato quando tu stavi andando forte. Indovina cosa ho detto? Che mi stavi battendo. No, ho detto che non ce la fai, nonostante sia un vecchietto. Sì, Non ce la fai a tenermi. mi stavi battendo. Vedete, camper. Basta, non c'è nient'altro, non c'è nulla, forse non c'è neanche una cittadina, non lo so. Domani mattina vediamo. Adesso ci riposiamo. Ragazzi, buon appetito, ci rifacciamo anche oggi del pranzo e piano piano impareremo. Le lezioni le impariamo. E se vi state chiedendo che fine ha fatto la pasta al forno, ci siamo dimenticati, perciò ce la mangiamo domani a pranzo. No, non ci siamo dimenticati. No, ci siamo dimenticati allora perché siamo usciti a pranzo. Va bene, amici, perché? ci vediamo domani mattina. Adesso ceniamo e ci riposiamo. Quanti passi abbiamo fatto? Ho fatto 17.365 passi. Ottimo. Buongiorno a tutti, amici. Buongiorno. Bellissima giornata di sole, fantastico, ci manca. Se inizia a fare un po' più di sole mi ritaglio anche la barba, ma se continua a piovere me la faccio crescere sì nei piedi. Comunque Dado sta facendo la lezione di inglese, un'oretta, e poi ci possiamo spostare. Nel frattempo con Rita, oggi bellissima. Ogni tanto la Rita ha bisogno e voglia di sentirsi donna, le piace mettere un tacco a spillo. Guardate che bella, fategli i complimenti che se li merita. Rientriamo appunto in camper, speriamo che Davide abbia finito e poi andiamo a fare una spesa alla Lidl. Down the riverside flowing,
still there. I can't see where she's going, but I hope it's near. Life ain't what it seems. Un piccolo cimitero che abbiamo dietro i camper, e qui i caduti durante la prima e la seconda guerra mondiale. Onore a loro. Ti sei già cambiata, proprio il caffettino e basta. Adesso a fare la spesa in borghese. L'hai smessa di studiare tu? Io? Che stai sempre studiando ormai, ma cosa vuoi diventare? Comunque amici, siamo di nuovo in viaggio, 13 minuti e andiamo a fare una spesa alla Lidl. Diverse richieste di filmare la spesa, i prezzi. Noi entravamo, filmavamo, ma non con attenzione, non abbiamo mai dato peso a questo aspetto. Oggi vi faccio vedere invece qualche prezzo di qualche articolo che magari conoscete in una Lidl italiana, ve la faccio vedere in una Lidl belga. Stradine di Google in campagnetta. Ce l'ho fatta. Andiamo. Ah, con le tue scarpettine nuove. Ti piace? Vedete, meno male che esistono delle promozioni. Le arance a 1 chilo, 1,16 €, 3,49 €, 3 kg. Spagnole ovviamente. Kiwi Zespri a 55 centesimi l'uno. I Gold a 0,79 l'uno. Spinaci 5 € il chilo probabilmente. 2,25 € perché 450 grammi. E alla fine stiamo trovando prezzi discreti. Orate a 14,90 al chilo. Vabbè, questa non è poco. Però io 3 le prendo perché noi qualche pesciolino ogni tanto ce lo dobbiamo mangiare. Vero Rita? Sì. Comunque Rita, alla fine eravamo convinti di spendere un sacco di soldi e più o meno i prezzi Sono questi. sì, non sono così esageratamente più cari rispetto all'Italia. Guarda il tonno in offerta, guarda, l'ho comprato l'altro giorno in Francia a un patrimonio. Porca miseria, qui a 11 € il chilo. In Belgio sono riuscito a trovare un Primitivo Puglia e anche un Chianti Riserva del 2019. È tutto nostro questo, Tutto il mio nostro. dolcificante preferito. Tutto nostro. Adesso vediamo quanto spendiamo. Un altro bel carrello di spesa, 3 giorni. 3 giorni ci du. Abbiamo un po', abbiamo il frigo pieno. Quindi 6. una decina, dai. In Belgio non hanno le buste per la frutta e la verdura, quindi si mette così senza busta e la pesano alla cassa così. Meglio, meno plastica. Tieni Rita. Plastica, sì. Direi che questa plastica non so niente. Ma che 20.000 bustine ogni Sì. volta che butti, appena arrivi Sì. qua le butti. Ascolta, vado? Vai. Passo? Passa. Siamo riusciti a sistemare tutto, adesso pranziamo qui alla Lidl, abbiamo la pasta al forno che vi ho preparato l'altro giorno, è già in Bella forno, pronta. sta scaldando, vedete? Poi finiamo di sistemare 2 cose, ma ci sta sempre tutto. Ho fatto una bella scorta perché mano a mano che saliamo costerà sempre tutto di più. Comunque secondo noi il Belgio è più economico, parliamo di Lidl, la Lidl del Belgio è più economica della Lidl francese e si trova di tutto, tipo una Lidl italiana, mentre invece in Francia già certi prodotti non si trovano, è organizzata diversamente, la carne non trovi certi tagli o poco fornita, non so il perché, ma è così. Comunque Sì.
apparecchiamo e ci mangiamo la pasta al forno. C'è stato tutto per miracolo anche questa volta, Rita? Sì, è capiente il nostro camper. Sì. Il nostro frigo. Il nostro frigo, no, ma anche come stivaggio, come è ben organizzato. Amici, ma lo sapete che Dado sta scrivendo un libro, ma già da mesi ormai, è molto avanti. Forse non l'avevo ancora Ogni detto. tanto si mette col suo computerino, guardate quanto ha scritto, guardate. Sono ben 21.000 caratteri. C'è un libro, a 11 anni sta scrivendo un libro. Di fantasia? Sì? Un giorno ce ne leggi uno sfalcio, Va bene, potete anche leggerlo. un se tralcio, un trancio trancio di libro. di pesce spada. Va bene, tra un po' quando vuoi e ti piace un pezzo in particolar modo ce lo leggi. Va bene. Pasta al forno, uso personale, mini vaschettina e ce la mangiamo a pranzo. Porzioni decisamente Abbondanti. sì, abbondanti. Guardate quella di Dado. La mia è la più abbondante. Sì, ma tu devi crescere, giusto. Buon pranzo. Rita si beve un Bordeaux Rosé del 2022 e io ho un nero. Ah, un Bordeaux sto bevendo, per quello era buono. Per quello è buono. Sta andando, non tocca. No, devi uscire ancora tutto. 4 del pomeriggio, amici, buonasera a tutti. Adesso lavatrici e oggi lavori, spesa e lavanderia e ti porta via una giornata intera. Però vanno fatti, Per forza. c'è poco da fare, Rita. Lavanderie trovate, funziona tutto, sono entrato per vedere, ce n'è tantissime, così laviamo tutto quanto. Ci siamo rimessi in ordine, ogni tanto una giornata bisogna dedicarla a queste cose per forza. Per forza. E sì, gli asciugamani. Asciugamani, asciughino, ce n'è roba, E... Oh, la nera mia possiamo lavare. Sì, quella è la macchia taglieri. Questi? Sì, laviamoli. Laviamo? Sì, buttali lì, poi la porto. Ok, andiamo. Ok, aspetta che mi metto a letto, mi prendo un paio di ciabatte. Dai a me. Sono anche più nuove come lavatrici. dai. Usiamo quelle? Sì. Bene. Steve ci sta aiutando a fare le lavatrici, per fortuna l'abbiamo incontrato. Grazie Steve. Thank you, thank you. No problem. Io vado a fare il letto. Ok, e io Abbiamo da lenzuola. rispondo a un po' di commenti. Va bene, a dopo, già. Poi spostiamo tutto lì, asciughiamo tutto. Care, 14 euro l'una, 28 euro due lavatrici. Però vabbè dai, poi ci siamo, con la... Credo... Vabbè, il colorato è giusto perché è strapiena. Sì, credo che ne faremo troppo. Ci troviamo in un quartiere con case popolari. Rita in questi posti ha sempre un po' di paura. E invece non deve temere niente, ci sono bravi ragazzi che ti aiutano sempre. Andiamo a piegare. Dado, stiamo tornando, eh. Che cosa? Adesso piegatura e ce l'abbiamo fatta, dai, 2 buste già piegate, poi la ritiriamo e anche oggi è andata. Meno male che noi facciamo una lavatrice al mese, quindi va bene. Siamo come quelli nel castello che lavavano 2 volte all'anno. Si parte dopo 2 ore buone, abbiamo fatto anche 2 ore, 3 ore forse, abbiamo fatto anche le lavatrici. È impegnativo, però adesso siamo a posto per un bel po' di tempo. Speso parecchio, 14 le 2 lavatrici, altri 3 euro e 3 euro, sono 28 e 6, 34 euro le lavatrici.
Siamo arrivati dopo una decina di minuti nel parcheggio, una piccola area sosta, credo sia gratuita, non lo so, anche se lì c'è il simbolo di una targhetta lì dietro, quindi probabilmente no, però non lo so. Comunque ci siamo parcheggiati, adesso con papà sbattiamo i tappeti, passiamo l'aspirapolvere, rimaniamo qua. Ultimi sforzi della giornata. Letti a nuovo, io ho passato l'aspirapolvere, sbattuto i tappeti con dado. Cena, piatti. Oggi è dura. Niente, non fa niente. Vabbè, ci siamo quasi. Ce l'abbiamo quasi fatta. Attenzione. Quindi ragazzi, parcheggio di Gand o Gent, forse gente in belga, Gand è la nostra pronuncia in italiano. Non è idea. Comunque gratuito perché la sbarra è rotta, la macchinetta che prende i soldi è rotta, quindi tutti parcheggiano gratis. Fantastico però. Però abbiamo carico e scarico gratuito, parcheggio sicuro gratuito, perciò va bene. E ci possiamo visitare Gand. Certo, queste sono le mie verdurine soffritte. Poi sono avanzati 2 piatti di minestrone di ceci. Sì, adesso la scaldiamo. E poi abbiamo della carne in umido. Va bene amici, E ci cavolo vediamo. con oliva. Anche cavolo con oliva. Ci vediamo domani per vedere questa città, per visitare questa città. È molto bella anche questa, non so se sia più o meno bella di Bruges, perché Bruges è fantastica, ma lo vedremo insieme. Buonanotte. A domani.